Il Veneto rimane in area arancione. La decisione è stata presa nel pomeriggio dalla cabina di regia dell'Istituto Superiore di Sanità. Tuttavia, i dati del Veneto sono in netto miglioramento e la regione può sperare di tornare in zona gialla entro fine mese. Nel resto d'Italia sono solo due le zone a rimanere in area rossa, la Sicilia e la provincia autonoma di Bolzano, ma quest'ultima con restrizioni minori. In area arancione la gran parte del paese, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia, Veneto, Friuli, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia e Calabria. Gialle solo provincia autonoma di Trento, Toscana, Molise, Campania e Basilicata. Veniamo ora ai dati sul coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore. 14.280 i test molecolari eseguiti e 29.310 i test rapidi, che hanno portato a scoprire 1.198 nuovi positivi con un'incidenza del 2,75%. Gli attualmente positivi in Veneto sono 49.850, di cui 2.737 ricoverati, 700 in meno rispetto al picco. 2.416 pazienti in area non critica, meno 49, e 321, meno 12, quelli ricoverati in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 75 decessi.